Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi il video è un video intanto di ringraziamento ai 250 iscritti al mio canale. Veramente per me è qualcosa di molto importante, è molto significativo, è qualcosa soprattutto che mi stimola ad andare avanti e dunque voglio assolutamente che sappiate che vi sono grata della vostra partecipazione, della vostra iscrizione al canale. Questo mi sprona ad andare avanti e a continuare a trasmettervi tante cose, tanti strumenti che possono non solo migliorare il vostro quotidiano, il vostro vissuto, ma anche il vostro sentire i regni superiori, che è una cosa molto importante per noi, per tutti, poiché non abbiamo radici solo nell'aspetto materiale, ma soprattutto nel regno spirituale. Dunque, se anche solo uno di voi riuscirà a percepire, a sentire questa connessione e a trovare un nuovo, come dire, interesse, un nuovo spirito, un nuovo benessere nella propria esistenza, io mi ritengo già felice appunto se ho potuto contribuire anche in minimissima parte. Dunque vi ringrazio perché è un sostegno per me davvero molto, molto importante. E non solo, 250 come somma dà il numero 7 è collegato alla casa astrologica del matrimonio, ma dei rapporti con gli altri, col prossimo, è collegato appunto al segno zodiacale della bilancia, ma è collegato anche con i rapporti interpersonali e con le scuole misteriche, dunque per me è qualcosa di veramente importante. Vi ringrazio dunque e per ringraziarvi vi dono un esercizio che proviene dalla scuola ermetica ed è un esercizio di quelli classificati esercizi di consapevolezza. Per consapevolezza non è essere consapevoli di fare un'azione, perché questa è l'interpolazione dell'ego e noi non abbiamo bisogno di rafforzare l'ego. Per consapevolezza noi dobbiamo comprendere o intendere che è il nostro spirito a compiere l'azione attraverso il veicolo fisico e il corpo astrale di conseguenza. Dunque l'esercizio che noi andiamo a fare serve a sviluppare i sensi anche uno alla volta e poi combinati insieme proprio in questa direzione. Abbiamo dunque questa possibilità di esercitarci percependo appunto l'azione dello spirito. In effetti nel momento stesso in cui noi ci diciamo o ci concentriamo sul fatto che non siamo noi a compiere l'azione, ma lo spirito, il nostro spirito attraverso il veicolo fisico, già stiamo slittando di un'ottava, se non due, la nostra azione. E dunque questa consapevolezza si può manifestare nel compimento anche di azioni del quotidiano, come può essere una passeggiata oppure lavare i piatti. Non è indicativo cosa sceglierete di fare e in che campo applicare questo esercizio. Per questo è importante, proprio perché non ha limiti, può essere utilizzato in qualsiasi frangente della giornata. È dunque possibile sfruttare momenti che non pensiamo di poter far diventare sacri per sacralizzarli e per soprattutto stimolare appunto una nostra progressione, un nostro crescere in direzione appunto dello spirito, cioè affinché avvenga una collaborazione e un'apertura nel percepire il nostro aspetto, il nostro lato più alto. Dunque possiamo decidere che la nostra passeggiata non è compiuta da noi con la nostra mente conscia, ma è lo spirito che usando il veicolo fisico e il corpo astrale si muove nello spazio. E questa percezione nel momento in cui noi decidiamo di muoverci in questo modo deve essere prolungata il più a lungo possibile. È probabile che per esempio i primi tempi possano esserci
momenti di disorientamento e qualche piccolo effetto collaterale che possa magari darci uno strano senso di pressione, vertigine o cose del genere. In realtà è questione di esercizio e questa sensazione andrà sparendo e sarà possibile prolungare la durata dell'esercizio il più a lungo possibile. Già raggiunta la soglia dei 10 minuti si considera raggiunto questo livello di addestramento, mentre raggiunti i 10 minuti è possibile poi proseguire questo tipo di percezione e di esercizio tanto lungo quanto desiderato. Però appunto la soglia è già il tempo di 10 minuti. Una volta eseguito questo esercizio, per esempio eseguendo appunto una passeggiata, possiamo concentrarci su un senso alla volta. Dunque, ad esempio, per quanto riguarda la nostra vista, possiamo immaginare appunto che non siamo noi a guardare attraverso i nostri occhi, ma è lo spirito che usa gli occhi per guardare. Attenzione, sembra un semplice gioco di parole, però nel momento in cui voi nella vostra testa vi dite questa cosa, lo percepite in modo molto chiaro questo shift, questo cambiamento. Dunque, per quanto possa sembrare una sciocchezza, in realtà per chi proverà riuscirà veramente a percepire questa modifica e questa differenza, percepirlo proprio da un punto di vista della resa. Ricordiamoci che poi è possibile anche addestrare l'occhio a vedere anche le cose dell'astrale e dunque completare così questo addestramento di presenza nel momento in cui guardiamo. E poi sicuramente ne parleremo in altri momenti, ma adesso ci interessa intanto fare questo esercizio di presenza e cominciare a diventare consapevoli di essere un mezzo attraverso cui poter esprimere la potenzialità del nostro spirito. Fatto l'esercizio con la vista, potremmo comunque farlo con il tatto, farlo con l'udito e così via, sempre ricordandoci che non siamo noi, ma è lo spirito che si serve dei canali fisici per udire, toccare e così via. A questo punto è sempre buona norma arrivare a 10 minuti, cioè quando riusciremo a fare questo esercizio per 10 minuti consecutivi senza interruzioni si considera addestramento concluso e si potrà poi proseguire con un nuovo senso. Finiti tutti e 5 i sensi, si può fare questo esercizio abbinando 2 sensi contemporaneamente. Ora non vi resta che provare, esercitarvi e comprendere, percepire, imparare ad aprirvi alla differenza immensa che c'è fra il momento in cui agite senza pensare che è il vostro spirito che agisce attraverso di voi e il momento in cui invece date agio al vostro spirito di manifestarsi e di muoversi nello spazio fisico attraverso appunto il veicolo corporeo. Bene, raccontatemi poi cosa ne avete dedotto, cosa avete sentito, le vostre personali esperienze, sarò molto contenta di rispondervi se avrete delle domande che potrete tranquillamente pormi nei commenti sotto questo video. Vi ringrazio ancora immensamente per questo gruppo che si sta venendo a creare, per questo vostro sostegno e vi auguro una buonissima giornata. Grazie, un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.